A tutti voi ben trovati, con a voi la linea al via. Oggi gli esami di maturità con la sola prova orale per la seconda volta all'insegna del Covid. 9.400 i ragazzi interessati in Friuli Venezia Giulia, tesi, emozionati, affrontano a partire da oggi il colloquio multidisciplinare. Una sfida sia per gli studenti che per gli insegnanti, e per l'Associazione Nazionale Presidi questo modello potrebbe diventare l'esame del futuro. Sentiamo le interviste raccolte a Pordenone da Daniele Micheluz. È arrivato il giorno degli esami, insomma, emozione? Beh, sicuramente un po' di emozione, un po' di paura, come giustamente anche insomma normale. Comunque sono contenta di essere insomma arrivata e adesso mi voglio insomma un po' godere questo momento, che è un po' la somma di tutti questi 5 anni, e insomma cercare di fare il meglio che si può. Il fatto che non ci sono gli iscritti e che ci si gioca un po' tutto all'orale è un'arma a doppio taglio, ma insomma si cerca di trarre il meglio dalla situazione. Dormito stanotte? Sì, dai, sì, bisogna insomma essere riposati e carichi per questo giorno. Com'è andata? Bene, i professori mi hanno messo a mio agio, anche se avevo un po' di ansia all'inizio, poi parlando con loro comunque sempre le solite facce, insomma da 3 anni ormai, quindi mi sono ritrovato a parlare con persone che mi sembravano quasi amici, più che professori, che un interrogatorio. È stata una vera e propria chiacchierata. Si fa un po' da supporto ai compagni che devono ancora fare. Esatto, fino alla fine della giornata starò qua con gli altri, insomma. E poi ci si gode l'estate. Esatto, esatto, concordo con lei. Siamo al secondo anno con questa formula ridotta, però questo non vuol dire che l'esame non si svolga comunque non solo nella regolarità, ma cercando di valorizzare tutte le conoscenze e le competenze dei candidati. È chiaro che l'adattamento qui è una dote che devono avere tutti, no? Sia i commissari, i presidenti, i ragazzi, perché ci dobbiamo adattare a una situazione particolare che speriamo insomma potremo poi metterci alle spalle per un altro anno, però anche con questa formula facciamo tutti del nostro meglio. Appena finito l'esame, com'è andata? Tutto bene, devo dire, è stato più semplice di quanto mi aspettassi, nonostante fossi molto in ansia, però sono stata contenta di come è finito, insomma, il mio percorso di questi 5 anni al liceo classico. Sicuramente fare 1 anno e mezzo in DAD mi ha portato a crearmi molte ansie, molti problemi, però comunque alla fine sono riuscita a completare come volevo questo ciclo di studi, quindi sì, sono molto contenta e mi sento molto più tranquilla adesso che ho finito. Vaccino fatto, prenotato? Prenotato e ancora da fare il primo richiamo, però addirittura d'arrivo, ecco. Che estate sarà adesso? Un'estate di relax e di divertimento, mi auguro. L'ansia si fa sentire, diciamo. Siamo preoccupati io e i miei compagni, però insomma speriamo di farcela. È un bene o un male che non ci siano gli iscritti? Non lo so, forse sicuramente un peso in meno, però dall'altro canto gli iscritti forse aiutano quelli che magari hanno più difficoltà nella fase orale, quindi ci sono i pro e i contro. Questi sono appunto il mio elaborato, l'ho incentrato per lo più sul folklore e anche parlando del gruppo folcloristico Federico Angelica Danzini di Aviano, di cui faccio parte da quando sono nata, e queste sono le pigotte che sono realizzate per l'UNICEF, in particolare per poter raccogliere dei fondi e degli aiuti per i bambini dell'Africa, quindi assistenza sanitaria materna e infantile, ma anche per i vaccini contro le principali malattie, ecco. Com'è stata la notte prima degli esami? Tranquilla, stranamente, e ho dormito, ieri sera ho ripassato, quindi sì, tranquillamente. Ma poi sono con i miei insegnanti, c'è la commissaria esterna, l'unica, ecco, però mi sento a mio agio, quindi sì. Una bella sfida per questi ragazzi. Sì, diciamo era anche una sfida attesa, insomma, per la quale tutti, ciascuno nel proprio contesto di apprendimento e di percorso scolastico, sicuramente si è preparato cercando, insomma, oggi e nei giorni che verranno di dare il meglio di sé, insomma, in questa prova che rappresenta un po' il passaggio, diciamo, dalla vita di studente a forse altre mete, altri progetti. Un esame diverso, un accompagnamento diverso rispetto ad altri anni. Sì,
sì, penso che proprio la parola corretta sia proprio questa, un accompagnamento dei ragazzi verso questa tappa finale del loro percorso. Io trovo che questo tipo di esame così conclusivo potrebbe addirittura diventare, diciamo, la formula anche per il futuro, con qualche revisione, però insomma una riflessione sull'esame di Stato secondo me è utile, anche sulla sua modalità, ecco, rispetto a quella in uso nel passato. E poi si potrebbe addirittura ragionare se abbia ancora senso fare un esame. Interrogativi aperti e poi a sentire i ragazzi pare che anche la notte prima degli esami non sia più quella di un tempo. Da Pordenone ci spostiamo a Udine, siamo andati nel centro studi per raccogliere anche qui le impressioni dei maturandi, le interviste di Monica Tosolini. Fuori il dente e fuori il dolore. Giulia, com'è andata? È andata molto bene e sono stati molto gentili i prof, mi hanno messo subito a mio agio. Ieri ero molto agitata, sono arrivata al Malignani, ero tranquillissima, sono usciti i prof a chiedermi come stavo e mi ha messo subito proprio a mio agio. La commissaria esterna molto gentile, molto disponibile e sono venuti fuori argomenti anche abbastanza interessanti perché l'esame secondo me non deve essere solo materie della scuola ma anche attualità, quindi abbiamo parlato tipo del ruolo della donna nella società adesso, le quote rosa, ed è stato un bel orale, cioè un bel esame. I professori ci hanno messo subito a nostro agio e appunto l'orale è stato molto interdisciplinare, ecco, spaziava molto con le argomentazioni, quindi non è una cosa tanto inquadrata rispetto alle competenze. Ecco. È stato un esame, devo dire, piacevole, nel senso che è un vero e proprio dialogo con i professori, non è un esame nozionistico, non è un esame in cui c'è appunto un rapporto, come si può dire, difficile con i professori, ma c'è un vero e proprio dialogo, uno scambio quasi di idee, no? E le presentazioni, proprio i PowerPoint, sono un po' sinonimo di questo. Noi possiamo gestirci l'esame e questo è un po' il compimento, secondo me, di un percorso vero e proprio durato 5 anni. Leonardo, c'era paura prima e dopo? C'era tanta paura prima, infatti stamattina lui era il primo e io il secondo e ci siamo visti quando lui è uscito, però poi quando entri i professori sono buoni, sono accoglienti e soprattutto dopo i primi 5 minuti svanisce tutto e quando si esce c'è una liberazione bella consistente, io sono molto contento di averlo fatto adesso, anche di come è andata. Vi sentite penalizzati dal fatto di aver fatto un esame così particolare, solo orale, con insomma non il solito esame di maturità? Ma in realtà secondo me l'esame, la forma dell'esame era anche buona, perché comunque bisognava mettere un po' delle competenze applicate durante l'anno e competenze generali e trasversali di tutte le materie. Quindi sostanzialmente secondo me è stato anche un buon esame. Ecco. A mio avviso è un esame che ci dà la possibilità proprio di esprimere la nostra maturità, perché maturità significa poter fare dei collegamenti, cogliere tutti gli aspetti della cultura e quindi questo è un evidente riferimento all'interdisciplinarietà e questo esame si fonda sull'interdisciplinarietà. Mancava però lo scritto, meglio? Per quanto mi riguarda sì, nel senso che lo scritto, oltre ad essere un impegno in più, consisteva anche in un ulteriore studio, no, delle materie. Se pensiamo anche alla prova mista matematica e fisica, sarebbe stata davvero importante come svolgimento. È stata una nuova sfida per tutti, comunque adattarsi a nuovi metodi di apprendimento più telematici e conseguentemente anche la preparazione all'esame è stata particolare, però in sostanza non ci sono state troppe difficoltà legate appunto alla caratteristica della DAD. Quindi non vi sentite penalizzati da quest'anno difficile? Sarebbe stato penalizzato se avessimo fatto gli iscritti, perché secondo me matematica, farla in DAD è molto più difficile. Essendo in quinta superiore, è l'ultimo esame che probabilmente molte persone faranno, secondo me andrebbe meglio fatto un esame più serio. Però così è stato il periodo e questo è quello che c'era, quindi così andava bene. Dai. Simone, ci siamo, tocca a te, come ti senti? Un po' in ansia, ho ripassato
quello che devo ripassare andrà come andrà. È stato un anno un po' duro e con la didattica a distanza non ha aiutato molto, però sono contento di aver finito. Ti senti sicuro? Abbastanza, sì. Sì, sì. Bilancio del tuo percorso qua? Non molto roseo. Però dai, siamo alla fine. Sì. Andrà bene. Sì, sì, sì. Giacomo, tu non è oggi il tuo giorno, però sei venuto a monitorare la situazione. Che aspettative hai? Spero che vada tutto bene come deve essere previsto. Spero di uscire, cioè mi basta solo uscire a me in realtà. Ti senti di rassicurare chi lo deve ancora fare? Ma sì, perché alla fine pensavo fosse più difficile, ma alla fine con un po' di impegno e con molta calma e un po' di tranquillità si va ovunque. Quanto a sincerità il voto sarà sicuramente alto e allora a tutti questi ragazzi, a tutti gli studenti della regione, a chi ha già sostenuto la prova, a chi deve ancora affrontarla, un grande in bocca al lupo per il futuro. Noi ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo seguiremo insieme uno dei primi matrimoni celebrati in Friuli Venezia Giulia dopo la pandemia. Tra poco. Per lunghi mesi tante coppie anche in Friuli hanno atteso a lungo per il fatidico sì per potersi sposare con una cerimonia che prevedesse anche la presenza di amici e parenti. Da ieri tutto ciò è possibile, sono già tanti matrimoni che si celebrano in questo territorio e poi nel corso del fine settimana in particolare saranno tantissimi. La nostra Paola Treppo sta seguendo proprio adesso una delle primissime cerimonie che si celebrano in Friuli. Il matrimonio è quello di Federica e Gabriele. Vediamo allora come sta andando. Sì, eccoci, partecipiamo con onore e con discrezione a questo che è uno dei primi matrimoni post-lockdown, un po' più liberi. La sposa, siamo all'abbazia di Corno di Rosazzo, comune di Manzano. La sposa è appena arrivata su una splendida Jaguar d'epoca, un abito classico splendido. Naturalmente vengono rispettate tutte le disposizioni comunque per il contenimento della pandemia, quindi tamponi o vaccini, insomma, alla mano in borsa, le mascherine. La sposa con il suo abito classico, con l'immancabile bouquet, sta per entrare adesso in chiesa dove l'attende il suo sposo. Ecco, abbiamo sentito anche poco fa, prima del suo arrivo, i testimoni emozionati, gli amici, i parenti, tutti quanti, insomma, finalmente giunti a questo momento, la terza volta che questi due giovani provenienti da Tricesimo cercano di convolare a giuste nozze. Sono Federica e Gabriele a celebrare la messa che li unirà in matrimonio Don Agostino Pitto, proveniente invece dalla parrocchia di San Daniele del Friuli. Ecco adesso l'ingresso in chiesa qui all'abbazia di Corno di Rosazzo, uno dei luoghi più belli della parte diciamo del manzanese, scelto per numerose cerimonie. Tra l'altro si tratta del secondo matrimonio officiato in questo luogo sacro, che ha uno splendido spazio. Ecco, adesso vediamo l'ingresso finalmente della sposa con la sua coda d'abito di pizzo splendida in chiesa. Con l'igienizzante naturalmente, ed è un momento atteso, finalmente arrivato.
E volevamo chiedervi, insomma, se siete emozionati, no? Insomma, anche con queste nuove disposizioni, come vi trovate? Sì, beh, siamo emozionati, io sono la sorella dello sposo, lui il papà dello sposo, quindi siamo emozionati soprattutto per quello e poi sì, anche perché finalmente dopo 3 spostamenti di data siamo riusciti a venire qua a celebrare il loro matrimonio. Ci sono comunque delle regole da rispettare abbastanza stringenti lo stesso, nonostante sia liberalizzato, tra virgolette. Sì, sì, infatti io ad esempio che non ho ancora fatto il vaccino, ho fatto il tampone rapido in farmacia, c'è chi ha fatto il vaccino, siamo tutti con le carte in regola. Con il papà dello sposo abbiamo anche il metro in macchina. Sì, perché dobbiamo essere ligi alle nuove disposizioni. Quindi il papà dello sposo farà le misurazioni in chiesa in modo tale che ci sia... No, qua no, diciamo, speriamo, ma almeno dopo... Durante il rinfresco? Sì, con il rinfresco bisogna essere un po'... Ecco, quindi il papà dello sposo si occuperà della sicurezza durante il buffet, insomma questa cerimonia attesa però con la mascherina. Assolutamente sì, insomma bisogna, anche se siamo più liberi in questo momento, non bisogna mollare la presa perché non è finita e quindi bisogna stare attenti, gioire delle cose ma con il rispetto degli altri e di se stessi, insomma sì. E allora viva gli sposi, grazie a Paola Treppo, un servizio che davvero ci fa assaporare questo ritorno alla normalità. Buia festeggia questa sera Alessandro De Marchi e Nicola Venchiarutti, 2 atleti che sono cresciuti nella ciclistica buiese, che hanno preso parte al Giro d'Italia che si è appena concluso. Un orgoglio per l'intera comunità che li ha visti maturare, che insomma li appoggia e li sostiene. Una grande festa per la storica ciclistica buiese, importante realtà che ci viene raccontata dai dirigenti, dai 2 atleti e da Enzo Cainero. Nicola Venchiarutti in mezzo alla storia della Buiese. Intanto ti chiedo l'emozione tua in questo momento. Ma tornare qua nella sede della Buiese con tutte le bici, i trofei e le maglie è sicuramente molto emozionante per me che ho fatto 10 anni con questa maglia. E invece l'emozione del tuo primo Giro d'Italia? Beh, anche quella è stata veramente grande. Partecipare al Giro d'Italia per me è un sogno che si avvera e quest'anno sono riuscito a realizzarlo. Il momento più bello, la tappa più bella, quella che ricordi più volentieri? Ma sicuramente quella dello Zoncolan, perché comunque lo Zoncolan è una salita storica e poi io andavo sempre a vedere il Giro lì e quindi quest'anno essere dall'altra parte delle Transenne è stato veramente bellissimo. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Ma il Giro è una grande festa, non solo per i ciclisti, ma per tutta la gente che viene a bordo strada a vedere. È un momento anche di festa, non solo di sport, e quindi una grande emozione. Alessandro De Marchi, intanto prima cosa da chiederti è come stai? Ma sto abbastanza bene, dai. La ripresa è iniziata, abbiamo sistemato un po' insomma, le fratture, abbiamo operato la clavicola destra e stiamo aspettando di recuperare completamente le costole, però insomma ci stiamo avviando verso la vera e propria ripresa. Ecco. Cosa ha significato per te quell'incidente? Cioè, rilanciatissimo, avevi acceso i sogni, le speranze di tutto il mondo ciclistico friulano e poi... Ma in realtà la vera delusione è stata non poter arrivare per un'altra volta in Friuli col Giro d'Italia. No? Io dopo la maglia, dopo quei 2 giorni in maglia rosa, aspettavo davvero con tanta trepidazione, insomma, quelle 3 tappe friulane erano per me così la ciliegina sulla torta a un giro che insomma era già stato fino lì perfetto quasi, no? E non essere arrivato in Friuli è una piccola delusione, quindi spero davvero di riuscire a ritornare in Friuli il prossimo anno, insomma, so che il buon Cainero sicuramente organizzerà qualcosa, quindi toccherà essere pronti, insomma. E magari disegnerà un'altra tappa apposta per te, la Grado Gorizia doveva esserlo. Sì, la Grado Gorizia era bella, era interessante per provare a fare qualcosa.
vedremo cosa sceglierà Enzo, però ripeto, a me basterebbe ripercorrere già un po', semplicemente qualche chilometro in Friuli per fare quello che non sono riuscito a fare quest'anno. Allora abbiamo visto Alessandro De Marchi e Nicola Venchiarutti, due orgogli della ciclistica pugliese, e adesso Roberto Bortolotti ci racconta la storia della ciclistica. La storia è legata all'evento di domani sera, cioè la festa rosa che facciamo a Buia per Alessandro De Marchi e Nicola Venchiarutti. Ma certamente in questa circostanza non possiamo dimenticare chi 47 anni fa ha fondato la società e ha guidato la società per i primi 20 anni, che è Efrem Catarino. Ha creato attorno a sé un gruppo di dirigenti che qui si sono succeduti, e quindi ha avuto quella capacità di gestire, di fare una società modello, creando i dirigenti del futuro, e per questo la società, naturalmente, sui valori fondanti dello sport, dell'amicizia, della partecipazione, quindi un vero presidente che ha saputo anche darsi gli indirizzi giusti. Noi ripetiamo sempre una sua frase famosa: qui chi si ven portà no partioli. Doveste pensarne un'altra per De Marchi, per Venchiarutti, cosa penserebbe? Già pensata. E non ce la svela? No, perché proprio in questi giorni si fanno le cose a livello di direzione generale, che questo mi fa piacere, è subissata di richieste di sedi di tappa all'inverosimile. Non è mai successo una roba del genere, e quindi se riusciamo a portare a casa quest'anno una o forse qualche cosa di più è un grande risultato. Io ripeto, sulla carta c'è tutto. Oggi facevano la prima scrematura, un po' alla volta arriveremo, penso, a luglio o a metà luglio ad avere qualche indicazione di più, perché logicamente bisogna preparare le strade, non tutte le strade sono perfettamente a posto, ma insomma sono cose abituali e normali. L'importante è che non vi sia più il gravame del Covid, perché questo diventava difficile. Comunque, se tutto porta bene, la tappa c'è. Speriamo che non vada uno al Tour, quell'altro alla Vuelta, quell'altro dall'altra parte, e qui resti io solo a reggere l'omino, e quindi è un po' dura. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di giornata, arrivederci.